4 ore di chiusura delle aziende a costo di perdere lavoro e clienti. Per la prima volta in Italia domani saranno i datori di lavoro ad abbassare le serrande dalle 8 alle 12, partite IVA, commercianti, artigiani e piccole imprese, si calcola che saranno quasi 3.000 in Veneto, terranno le porte chiuse, non risponderanno al telefono, non spediranno fax o mail, siamo piccoli ma siamo tanti è il loro slogan. È un'iniziativa forte, è un segnale che il mondo anche dell'imprenditoria ha bisogno di sostegno, non solo i lavoratori ma anche noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci tuteli perché non ce la facciamo più a pagare stipendi, i contributi, con questa politica che continua a spendere e espandere dappertutto senza fare poi di concretamente nulla. Secondo i promotori, l'iniziativa potrebbe vedere l'adesione di almeno 100.000 partite IVA in tutto il paese, che dicono basta ai continui ostacoli e sgambetti che secondo loro lo Stato fa a chi produce oltre il 70% dei posti di lavoro in Italia. Domani ci si ferma e quindi stabiliremo insieme con le aziende che cosa mettere intanto sul libro paga, se giornata di assenza, di sciopero o che cosa. Non rispondiamo al telefono, non andiamo in produzione, ci fermiamo proprio perché siamo stanchi di lavorare 9 mesi per qualcuno e 1 mese e mezzo per noi e un altro mese e mezzo per qualcun altro. Il mese e mezzo per qualcun altro, dico anche cos'è, lavoriamo per la gente che non paga i lavori che vengono fatti. Aziende e produzione bloccata è un richiamo forte alla politica, soprattutto riguardo alla pressione fiscale. Le adesioni alla protesta arrivano soprattutto da Veneto, Piemonte e Lombardia, ma significative risposte vengono anche dal Lazio e dalla Puglia. Ci fermiamo, ma non è solo una fermata così perché abbiamo voglia di far folklore. Noi chiediamo anche ai nostri dipendenti, chiediamo ai pensionati, chiediamo ai liberi professionisti di fermarsi. Se un imprenditore incassa 100 euro e ne spende 70 in tasse, non credo che questo imprenditore possa con 30 euro poi pagare tutto il resto.